Salve a tutti, sono il dottor Placentino Filippo, sono un cardiologo che si occupa in particolar modo del trattamento delle aritmie cardiache e dell'impianto dei pacemaker e defibrillatori. In questo video vi parlerò del diabete mellito come fattore di rischio cardiovascolare in generale, ma soprattutto riguardo lo sviluppo delle aritmie, in particolare la fibrillazione atriale. Questo video fa parte di una serie che potete trovare sui miei profili Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Riguardano tutti la prevenzione cardiovascolare. È importante tenere la glicemia sotto controllo perché è ormai noto da tempo che il diabete mellito, sia di tipo 1 che di tipo 2, aumenta il rischio di poter morire per causa cardiovascolare e anche il rischio di morte improvvisa. Inoltre, il diabete mellito aumenta il rischio di sviluppare l'aritmia fibrillazione atriale e anche nei casi dove viene eseguita l'ablasione della fibrillazione atriale, tenere sotto controllo la glicemia aiuta a ridurre il rischio che possa ritornare questa aritmia. Per la diagnosi del diabete mellito e del prediabete ci rifacciamo alle linee guida europee del 2019 che riprendono le indicazioni dell'Associazione Americana del Diabete sempre del 2019. Vediamo che la diagnosi del diabete può essere fatta quando l'emoglobina glicata è superiore a 6,5% nel plasma oppure superiore a 48 millimoli-mole. Un altro metodo per fare diagnosi di diabete è il glucosio plasmatico a digiuno, che se superiore a 126 mg decilitro ci fa fare diagnosi di diabete. Inoltre può essere fatta anche vedendo il glucosio plasmatico dopo 2 ore dalla curva da carico orale di glucosio, se la glicemia in questo caso è superiore a 200 mg decilitro. Inoltre si può fare diagnosi di diabete, e quella meno comune in realtà perché poi viene sempre indagato con altri metodi, è il glucosio plasmatico random che deve essere superiore a 200 mg decilitro per fare la diagnosi di diabete. Con il termine prediabete, invece, si intendono due particolari situazioni che sono la ridotta tolleranza al glucosio e l'alterata glicemia a digiuno. Sono condizioni in cui se non si interviene tempestivamente modificando gli stili di vita, il rischio di progredire verso il diabete è molto molto alto. Ma ora vediamo come ridurre il rischio di iperglicemia e di diabete mellito. Prima di tutto c'è la correzione dello stile di vita, in particolare mantenere un peso corporeo normale, quindi evitare sia il sovrappeso che l'obesità. La dieta, inoltre, riveste un ruolo fondamentale. Vanno ridotti i carboidrati e i grassi, soprattutto quelli saturi, che sono quelli presenti nel lardo, nella panna, nel burro, nello strutto, i salumi, i formaggi e la margarina. Invece vanno favorite le verdure, i legumi, la frutta e i cereali integrali. Poi va ridotto il consumo alcolico perché si è visto che può aumentare il rischio di sviluppare il diabete mellito. Vanno ridotti anche i caffè. Per quanto riguarda invece una domanda che viene spesso fatta, se nel diabete mellito c'è indicazione a fare un supplemento di vitamine o macronutrienti, al momento non ci sono evidenze di vantaggi e quindi non è indicato di per sé fare un supplemento di queste cose. Una invece delle indicazioni importanti è quella di fare attività fisica, soprattutto attività aerobica, per almeno mezz'ora al giorno. Si è visto infatti che l'attività fisica aerobica, oltre a controllare meglio la glicemia, riduce anche il rischio di complicanze cardiovascolari del diabete. Inoltre, oltre a migliorare la glicemia, riduce anche i livelli di colesterolo e quelli della pressione arteriosa. Inoltre è importante evitare l'abitudine tabagica
anche quella da fumo passivo, in quanto si è visto che l'abitudine tabagica, oltre ad aumentare il rischio di sviluppo del diabete mellito, aumenta il rischio cardiovascolare e anche di morte prematura, per cui deve essere assolutamente evitato. Si ricorda inoltre che il diabete mellito, oltre ad essere un fattore di rischio per l'insorgenza della fibrillazione atriale, è purtroppo anche un fattore di rischio importante per le conseguenze più serie di questa aritmia e in particolare per l'ictus cerebrale. Ricapitolando, in questo video abbiamo visto perché è importante mantenere la glicemia sotto controllo ed evitare l'insorgenza del prediabete e del diabete, come si fa la diagnosi di queste due condizioni e inoltre quali sono gli accorgimenti di vita sana per mantenere sotto controllo la glicemia. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a mettere mi piace e a condividerlo. Potete seguire le mie pagine social Facebook, Instagram e YouTube, dove trovate altri video informativi e divulgativi come questo. Grazie e buona salute a tutti.